la sto vivendo diversamente, la vita, da come la vivevo prima, con altri valori e altre priorità. Sicuramente un'esperienza che ti cambia la vita, quella di essere preso in ostaggio. È quanto accaduto a Gianluca Salviato, ostaggio in Libia e liberato dopo 9 mesi di prigionia nel deserto di un paese dilaniato dalla guerra civile e religiosa. Salviato nei giorni scorsi ha voluto incontrare il vescovo di Treviso in quanto la sua parrocchia, Martellago, appartiene alla diocesi trevigiana, un incontro dove al centro c'è stata la fede. Cerco di raccontare sempre il lato umano, le emozioni, le sensazioni che ho provato e soprattutto il rapporto che ho acquistato con Dio. All'inizio pregavo perché avevo paura, poi invece è diventata una cosa completamente diversa, cioè lo senti vicino, lo senti proprio vicino. Accanto alla fede c'è però la dura realtà dei carcerieri e soprattutto la consapevolezza di quanto poco valga per loro una vita. Quando sei lì sei in una situazione di prigionia, no? E quindi vieni come schiacciato da queste persone qua e a volte mi capitava di provare odio e rancore. Adesso come adesso non provo né odio né rancore, anzi sto cercando di perdonarli perché comunque ci sarà qualcun altro che penserà a loro. Storie di guerra ma anche un percorso di fede che non spegne la speranza. Se ci fosse la pace, se tornasse ci sarebbe da ricostruire, io non avrei problema a tornare perché comunque i libici non sono persone cattive, sono persone per bene. Ha perdonato? Ci sto provando, con l'aiuto del Signore spero di arrivargli.